Dai, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai. Tua. 3, 2, 1. Ora vedrete un Lorenzo con le capigliere rosa. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovissimo episodio di Sposto Ghisa con, ormai già dallo scorso episodio vi ho abituato, sono in fase di preparazione, non mi allenerò, ma guarderò da vicino non un atleta ma una atleta professionista, Alice Marchisio. Ciao Ali. Ciao. Come va? Sì. Beh, cioè, non tanto bene per l'allenamento che dobbiamo andare a fare, ma... ma lo faremo. Mi ha descritto un po' a grandi linee l'allenamento. Tanto ragazzi Beh, perlomeno porteremo effettivamente come si allena un atleta professionista. Ed è questo che voglio vedere. Io dal primo professionista che ho portato sul canale mi avete chiesto, soprattutto voi ragazze, ma quando è che porti una ragazza? Allora, è difficile per me poter girare uno sposto Ghisa con, confermerai anche tu, con una ragazza, perché si tratta di andare a toccare gruppi muscolari completamente diversi da quelli che tocco io. Questa era la prima giustificazione. La seconda, che invece è quella vera, è che probabilmente solleva il quadruplo di me, quindi avrei fatto una figura di M. questa Anche è la se realtà. solo perché sei in preparazione, ma poi voglio fare un allenamento insieme. Quando lo potremo fare, io piuttosto faccio qualcosa che vuoi che faccio di tuo. Fantastico, Tipo fantastico. petto che non ho mai allenato nella vita. Schiena. No, beh, Schiena. faccio anche petto, quello che Anche vuoi. petto. Top, ragazzi, Però l'ha poi detto. lui dovrà fare glutei con me quando finisce la preparazione. Una piccola infarinatura di quello che farai oggi. Allora, oggi è l'ultimo allenamento che ho della settimana, io mi alleno 6 volte su 7, oggi siamo al sesto giorno e ho glutei e spalle. 3 esercizi di glutei, sono 3 di spalle. Non è una che si risparmia, lo vedremo assieme. Andiamo. Andiamo. Ok ragazzi, primo esercizio sulla tabella di marcia, hack squat, ma non lo svolgerà regolarmente, esatto. Lo Descriviselo faremo un po'. reverse, quindi al contrario, questo macchinario non è proprio indicato per farlo reverse, ma essendo appunto io un atleta professionista e la ragazza che è con me, anche lei essendo atleta, sappiamo adattarci alla macchina. Quindi non lo consiglierei a un neofita, se avete un altro tipo di hack squat è un po' più facile da gestire, ecco. Focus totale mi dicevi. Tutto sul gluteo, infatti il movimento è specifico per andare sul sottogluteo e anche il movimento del bacino, quindi la retroversione che faccio in salita. Interessante. Stiamo a vedere ragazzi. Andiamo! Buona. Dai, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai. Tua. Te le mangi, te le mangi. Up. Era interessante vedere come tutto il peso totalmente quando andavi in accosciata era sul tallone. Sì, esatto. Totalmente. È fondamentale in determinati esercizi per i glutei spostare il focus dell'esercizio, perché ovviamente qua più scendi dritto, diciamo, e più vai sul quadricipite. Certo. Quanto anche spostare il peso da una parte all'altra della pianta del piede cambia l'attivazione di determinati distretti. Infatti una cosa che vi consiglio soprattutto se fate fatica a sentire il gluteo è di allenarvi scalzi, perché comunque la percezione del piede con la scarpa o senza cambia. Sto morendo nel frattempo. Ci sta, mi piace perché io sono anche un po' bastardo, perché mi devo ancora abituare al format in cui io non mi alleno, perché io non respirando, non dovendo prendere fiato, subito a domande. Mi dicevi che tendi a tremare molto quando mi alleno, ma in tutti gli allenamenti di qualsiasi gruppo muscolare, perché ho una connessione molto forte con i miei muscoli,
quindi li sento molto quando li alleno. Percepisci l'attivazione in maniera importante. Sì. Una cosa che si va a prendere con l'esperienza. Assolutamente sì. Siamo predisposti a sentirne alcuni, ma altri poi migliorano nel tempo. Questa specializzazione estrema che hai avuto sul gluteo in tutti questi anni fa sì che probabilmente il muscolo che riesci a percepire meglio, immagino. Quello è stato il gruppo muscolare, l'ultimo gruppo muscolare che ho iniziato a sentire bene. Ad oggi ho una percezione quasi massima in tutti gli esercizi che faccio. E anche a livello di carico il muscolo con cui riesci a sollevare di più. Secondo esercizio sulla tabella di marcia, in realtà vi aspettate un lower, ma come ho detto prima, upper. Andiamo ad allenare le spalle. Continuiamo a alternare uno di gluteo e uno di spalle. Primo esercizio di spalle, quindi? Alzate laterali su panca, su un fianco. Quindi 4 serie. 4 serie per braccio, sì. E qua il focus è appunto sul laterale della spalla, sul basso laterale. Rep range 8-12, tra le 8 e le 12. Super. Noi parlavamo prima che ci vorrebbero sempre queste luci nelle palestre. È fondamentale le luci nelle palestre dove vi allenate, se fanno cagare non guardatevi. Esatto, luce antidepressione Perché- così in tutte le palestre, mi raccomando. Perché Ne veramente ne va non si della può. salute mentale di un atleta. Sì, assolutamente, la depressione è dietro l'angolo. Dai. Lo facevi molto bene e il trapezio non interveniva. Si vedeva che Infatti lo sentivi. faccio in questo determinato modo perché è un modo dove io riesco completamente a isolare la spalla. Si vedeva, si vedeva. Quanto è importante la spalla in una bikini? Tantissimo. È una delle parti fondamentali che viene visto nel momento in cui l'atleta si mette in posa. Questione addome nelle bikini. In realtà è soggettivo, nel senso che comunque la bikini deve avere un addome pronunciato sul palco, ma appunto è una questione genetica. Io avendolo come muscolo molto debole devo allenarlo 6 volte su 7, anche perché sennò il mio non si vede per niente. Ok, sul palco viene proprio considerato l'addome nelle bikini. Ovviamente non deve essere da HP, nel senso squartato, che però deve esserci l'accenno. Altro muscolo accessorio che nessuno fa, glielo chiedo, polpacci? No, perché il mio passato da atletica leggera ha Gialia. portato a questi polpacci da open. Quindi sul praticamente. palco, sul palco devono essere comunque Sì, devono essere presenti ma comunque tonici, contenuti. sì. Un'altra cosa interessante che chiedo spesso è la gestione del recupero tra i set. Molti professionisti vanno a sensazione, quindi non c'è un reale tempo di recupero. Allora, in realtà dipende, nel senso che io ho la mia programmazione è fatta anche sotto quell'aspetto lì, quindi io seguo non solo la split, gli esercizi, i metodi allenanti, ma anche il tempo di recupero. Ok. Ma ci sono determinati esercizi tipo hip thrust che io mi sembra 190 secondi, ma a volte io aspetto un pochino di più, ma perché effettivamente uso un peso talmente pesante che mi sento che il mio corpo non ha recuperato abbastanza. Quindi tendenzialmente lo seguo, ci sono solo alcuni esercizi tipo hip thrust dove magari mi ascolto un po' di più. Anche perché comunque devi avere il tempo necessario di abbassare un attimo quelli che sono i battiti. Sì, perché poi vedrete quanti battiti arriviamo e poi non sarei prestante nell'esercizio quanto se invece recupero magari quei 30 secondi in più. Ok ragazzi, come detto, passiamo dalle spalle di nuovo ai glutei. E che glutei? Il re dei glutei. L'hip thrust. Libero tra l'altro lo faremo, quindi bilanciere libero. Ti piace molto di più libero che machine intanto mi dicevi? Sì, riesco a attivare molto bene i glutei in entrambi, però questo secondo me, essendo che sei tu che ti adatti, cioè è il bilanciere che si adatta al tuo movimento e non tu che ti adatti al macchinario, è proprio diverso. Considerando anche poi ragazzi che le macchine non sopportano i chili che fai te, perché Esatto, questo è da sì. dire. Bisogna passare per forza al bilanciere. Esatto, sì. Consiglio migliore che puoi dare sull'hip thrust e le attenzioni da porre?
Allora, sicuramente la posizione dei vostri piedi, quindi dopo vi farò vedere, dovete riuscire a formare un angolo di 90 gradi tra il vostro ginocchio e il vostro tallone, perché è il punto perfetto dove voi attivate solamente il gluteo, perché se andate più avanti coi piedi o più indietro andrete poi sulle gambe, quindi o sul quadricipite o sul femorale. Tra l'altro non sarà una serie normale, ma intensificata. Ma lavoreremo in cluster per 3 serie consecutive. Ho cercato di trovare un peso che mi permette di fare 8 ripetizioni, dopodiché faremo una pausa di 30 secondi, ne farò altre 5, pausa di 30 secondi e altre 3. Non sono le 3 serie, questa è È una una. serie, così lo Poi lo farà ripetiamo 3 altre 2 volte. volte. 3, 2, 1. Oh. Dai, sono solo 3, forza. 1, 3. Come sempre ragazzi vi rubo giusto un secondo, se lasciate like, se vi iscrivete al canale, se non l'avete ancora fatto, insomma se supportate il tutto mi permettete di continuare a fare quello che sto facendo, andare in trasferta, trovare tutti questi professionisti e indagare un po' sul loro metodo di allenamento, sulla loro idea di bodybuilding. Buona visione. Una domanda che mi viene da porti vedendoti fare l'esercizio è il ROM. Spesso viene consigliato di sfruttare il full ROM anche sull'hip thrust, tu invece lo tieni, stai Sì, io lo probabilmente... tengo giusto, nel senso che se scendo troppo mi aiuto poi col quadricipite. Ok, perché la prima giusto. cosa che attivo per portare sul peso è il quadricipite. Quindi fermandomi leggermente prima, io uso solamente il gluteo. Stai unicamente nel ROM attivo del gluteo in quel Esatto. caso lì. Secondo esercizio di upper, Sì, dopo le spalle. alzate laterali singole torniamo alle spalle però Posteriori. Quindi faremo face pull al cavo. Ok, ti ho Semplici visto... reps da 12-15, quindi sempre a cedimento, ma nessuna tecnica particolare. 3 set. Sì. Tra l'altro ragazzi l'ho vista farla in quella d'avvicinamento, colpisci in maniera chirurgica il deltoide posteriore. È una bella connessione proprio anche con le spalle. Le spalle sono il primo gruppo muscolare che io ho iniziato a sentire bene quando ho iniziato a allenarmi. Potrebbe sembrare insomma che le bikini siano tutto spalle e glutei, in realtà ci sono anche altri gruppi che fanno lo shape, stessi femorali, Sì. la schiena da non sottovalutare. Il quadricipite. Quanto tempo impiega una bikini per prepararsi una gara con trucco e parrucco? Allora, in realtà io me lo faccio fare. Quindi in trucco Ok. io pago una ragazza che me lo fa, perché comunque il momento della gara, per quanto io comunque sappia truccarmi, ok, non voglio far niente, cioè non voglio stressarmi, perché comunque anche ogni minima cosa che può andare fuori posto può crearti uno stress e a livello di condizione tu puoi risentirne. Chiaro, ti infiammi comunque. Esatto. Quindi sostanzialmente rasentare lo stress Al zero, minimo possibile, sì. Ultimo esercizio. Faremo uno slancio al cavo particolare. Un pochino particolare perché è un misto tra un laterale e un indietro. Me l'hai un po' spiegato, ma sicuramente adesso facciamo Sì, vedere ai ragazzi. Questo è uno dei guardando. pochi esercizi che è più facile vederlo che riuscire a spiegarlo. Spiegarlo. Poi lo provi anche tu, eh. Questo lo provo ragazzi. Don me lo fa provare. Dai. Dai.
Come vedi però il mio peso del corpo va comunque su questa gamba. Se vedi che sono più spostata. Ora vedrete un Lorenzo con le capigliere rosa. Sali verso il cavo, Sì. poi la direzione Indietro verso... Sì. è quella. Sì. La contrazione massima ce l'hai quando arrivi in fondo. La Sì. percepisci? Cavolo, sì, E sento anche allungarlo qua. Sì, esatto. Per quello il cavo è leggermente più alto del piede. Il lavoro è tutto compreso qua. Domanda, tendi a stare sempre No, con... leggermente piegato. Quindi un pochino flesso, perché ti aiuta ad allungarlo, togliere un pochino di mezzo anche... Perché così escludi completamente sia il femorale che il quadricipite. Molto interessante, ragazzi, si sente molto bene. L'errore principale potrebbe essere quello di... Andare completamente verso il Verso laterale. l'esterno. Però è completamente diverso perché qua Vero. hai una contrazione molto più profonda indietro. Che dici? Posing? Sì. Ok ragazzi, come avete visto, allenamento concluso, posing fatto, è stato un workout bello denso, spingete davvero ovviamente anche Ilaria. Questo secondo me è il giusto modo di interpretare un allenamento anche per una Al femminile, ragazza. assolutamente. Sensazioni così a caldo, questo è ciò che fai quotidianamente. Tutti i giorni, sì. Sì. Io da sempre mi alleno a cedimento, da sempre cerco di dare tutta me stessa quando mi alleno. Quindi questa è una cosa proprio che mi appartiene, non so risparmiarmi. Spero davvero che sia arrivato a casa, soprattutto anche le ragazze che ci guardano, questo. E fateci sapere se proverete i nostri esercizi. Mi raccomando, l'ho provato anche io ragazzi, Adesso mi comprerò un paio di cavigliere nere magari, però lo farò Però anche lo io. faremo. Ali, grazie davvero, grazie. Ragazzi, al prossimo episodio di Sposto Chissà Con e come dico sempre, alla prossima. Alla prossima. We have great time.